Ha approfittato di questo sabato di zona gialla per muoversi in centro? Sì, perché ero stufa di stare in quartiere e vedere sempre lo stesso paesaggio. Sì, perché io vivo sola e naturalmente mi piace vedere gente, a un certo momento non se ne può più. Auto in coda per entrare in centro città. Qui siamo alla rotonda di Corso Milano, parcheggi pieni. I padovani hanno preso d'assalto le piazze nel primo sabato di fascia gialla, sotto l'occhio attento di controlli da parte delle forze dell'ordine rafforzati in queste ore. Finalmente è una bella cosa e chissà che aprono anche di più, tipo le piscine, le palestre. E i ristoranti la sera. Diceva ristoranti la sera? Sì, è una vita che non andiamo a mangiare alla sera. Io ho voglia di andare a mangiare alla sera con gli amici. Penso che non ci sia nessun problema, basta che tengano le cose come devono stare, con le sicurezze. Secondo me sì. Ascolti, un centro affollato, però secondo lei la gente... Guardi, io sono venuto giovedì pomeriggio, non c'era, era triste da quanta poca gente c'era. Oggi è sabato, la gente non lavora e viene a fare un giro in piazza, è normale. Vedo abbastanza mascherine e abbastanza... però gli assembramenti ci sono. La gente ha bisogno di muoversi, anche noi. Speriamo che tutti siano rispettosi e si risolverà bene. Un mese di gennaio volato via che ha fatto dimenticare anche il carnevale. Chi lo ricorda bene sono i più piccoli, alcuni mascherati, pronti a lanciare coriandoli accompagnati dai loro genitori. C'è bisogno di un po' di normalità, con tutte le precauzioni del caso che si cercano chiaramente di rispettare, ma c'è bisogno di ritornare un po' anche alla gioia della vita quotidiana. Quindi partiamo dal divertimento dei bambini. Una piazzetta Pedrocchi piena di coriandoli, il simbolo della festa di questo carnevale che quasi non abbiamo vissuto. C'è tanta voglia di normalità nel rispetto delle regole.